Amici di SportTube e Lega Pro Channel, buonasera da Daniele Emanueli, benvenuti allo stadio Valentino Mazzola di Sant'Arcangelo, dove tra poco scenderanno in campo le formazioni di Sant'Arcangelo e San Marino. Diciamo subito, sfida molto delicata soprattutto per i padroni di casa, che in virtù anche del risultato di ieri del Prato possono agguantare la quintultima posizione in classifica e pensare concretamente alla salvezza diretta. Partiamo subito con la lettura delle formazioni. Il Sant'Arcangelo che si schiera con il modulo 4-3-1-2, tra i pali c'è il capitano e portiere numero 1 Michele Nardi, con il numero 2 Traoré, con il numero 3 Giovanni Rossi, con il numero 4 Obeng, con il numero 5 Capitanio, con il numero 6 Olivi, con il numero 7 Bisoli, con il numero 8 Togordò, con il numero 9 Guidone, con il numero 10 Argeri, con il numero 11 Falconieri. A disposizione per il tecnico Cutoni siedono in panchina il secondo portiere, numero 12 Lombardi, numero 13 Cola e numero 14 Possenti, numero 15 Garufi, numero 16 Berardino, numero 17 De Respinis e numero 18 Graziani. Passiamo ora alla lettura della formazione del San Marino, che si schiera con il 4-3-1-2, tra i pali c'è il portiere numero 1 Goppo, numero 2 Bregliano, numero 3 Cruz, numero 4 Diavarà, numero 5 Camarotto, numero 6 Benassi, numero 7 Magnanelli, numero 8 Cuffa, numero 9 Lamantia, numero 10 Sensi, numero 11 Musetti. A disposizione per il tecnico Tazzioli siedono in panchina il secondo portiere numero 12 Vivan, numero 13 Paolini, numero 14 Fogacci, numero 15 Bationo, numero 16 Soligo, numero 17 Cikarevic, numero 18 Baldazzi. Arbitra magari sinutazioni di Bazzano. Andiamo a vedere subito qual è la condizione per quanto riguarda gli uomini allenati da Gattino Cutone e quelli allenati da Fabrizio Tazzioli. Passiamo alla lettura del quadro completo del Sant'Arcangelo dopo per l'appunto la giornata odierna. Questa è la classifica: terzultimo posto con 23 punti, frutto di 5 vittorie, 8 pareggi, 10 sconfitte, 16 gol realizzati, 22 subiti. Il San Marino occupa attualmente l'ultima posizione in classifica della Lega Pro Girone B con 16 punti, frutto di 3 vittorie, 7 pareggi, 13 sconfitte, 24 gol fatti per la formazione titana contro i 34 subiti dal portiere Gobbo. Nell'ultimo turno il Sant'Arcangelo ha vinto sul campo del Forlì per 2-0. Il San Marino è stato sconfitto lunedì scorso nel posticipo serale dalla capolista Ascoli per 3-2. Ci sono circa 400 tifosi qui allo stadio Valentino Mazzola, circa una ventina quelli provenienti dalla Repubblica di San Marino. Le squadre sono entrate adesso in cambio, si scambiano i gagliardetti, i due capitani. Il San Marino indossa la tenuta bianca, mentre il Sant'Arcangelo la solita tenuta giallo-blu con pantaloncini e calzettoni blu. Dicevamo inizio telecronaca, sfida delicata soprattutto per il Sant'Arcangelo, che deve cercare per la prima volta in questa stagione di avvicinarsi il più possibile alla salvezza diretta. In virtù anche del risultato di ieri del Prato, il Sant'Arcangelo potrebbe agguantare la quintultima posizione e portarsi a un punto dal Forlì. Agguantare il Forlì e superarlo significherebbe avere la salvezza, ottenere la salvezza direttamente senza passare attraverso i play-out. Tutto pronto per il fischio d'inizio. Il San Marino invece, come dicevo prima, è ultimo in classifica, è stato superato anche dalla Pro Piacenza che ha un'importante penalizzazione di 8 punti in classifica. Penalizzazione pesante, però ha fatto anche un mercato invernale importantissimo, tant'è vero che per l'appunto ha superato proprio il San Marino in classifica, e perché no, anche la formazione piacentina può pensare di arrivare alla salvezza diretta. Vediamo, perché anche con il mercato invernale si tratterà di commentare un campionato diverso da quello visto nel girone d'andata. Calcio d'inizio intanto affidato al San Marino, e parte proprio adesso la formazione allenata da mister Tazzioli. Il San Marino che gioca il pallone, lo fa effettuando un lancio lungo a cercare la punta, il numero 9 Lamantia che viene anticipato da Obeng. Ancora il San Marino che recupera la sfera, lo fa sull'asse di destra d'attacco della formazione di Tazzioli, ma perde il pallone, quindi si tratta di una rimessa laterale
affidata al Sant'Arcangelo, fa adesso Giovanni Rossi, studia il posizionamento dei compagni, poi rimessa effettuata in questo momento, ancora Giovanni Rossi che sulla sinistra riceve palla, lancio in avanti a cercare il bomber di questa formazione, si tratta del giocatore numero 11 Falconieri, autore di una doppietta importantissima nella gara vinta in esterna sul campo del Forlì. Recupera adesso la sfera il San Marino, ma la perde immediatamente, la recupera per il Sant'Arcangelo invece Traoré che dà il pallone indietro al capitano Michele Nardi, alza la sfera, va a cercare Obeng, mette il pallone a terra Obeng, aspetta che gli va incontro il compagno, arriva adesso Traoré, spazza il pallone in avanti a cercare la torre Guidone che non può arrivare sul pallone, ci arriva invece il numero 5 Cammarotto che spazza via il pallone in avanti, va a cercare la Mantia che lo mette a terra, poi l'appoggia per Diavarà, apre il gioco sulla parte sinistra, prova a salire il San Marino, lo fa adesso con il numero 3 Cruz a cercare in avanti il bomber, la Mantia cercava lo scambio corto con il più vicino Musetti che non può arrivare sul pallone, nulla di fatto, dunque si è persa questa occasione d'attacco per il San Marino, ma proprio la formazione titana si incarica di questa rimessa laterale, lo fa adesso con il numero 3 Cruz. All'indietro il pallone affidato al capitano della formazione titana, il numero 5 Cammarotto, che allarga il gioco in favore del numero 6 Benassi. Subito a centrocampo si va a vedere nuovamente Diavarà che alza la sfera, va a cercare in avanti il numero 9, si trattava di Lamantia, tocca il pallone per Musetti, sale dalla parte opposta il numero 10 Sensi, prova a fare tutto da solo Sensi, va al tiro cross, viene fuori una traiettoria da dimenticare per lui, dunque nulla di fatto quando siamo giunti al secondo minuto di gara. 0-0 ovviamente il risultato, è pronto il capitano Michele Nardi a incaricarsi di questa rimessa da fondo campo, si va a vedere poco più avanti anche Olivi, proprio adesso Olivi riceve palla, eccolo qui Olivi inquadrato dalle nostre telecamere, pallone all'indietro sempre affidato al capitano Michele Nardi, lancio in avanti a cercare dalla parte opposta l'inserimento del giocatore clementino Giovanni Rossi che viene anticipato, poi colpo di testa in Mantia a cercare Musetti sul filo del fuorigioco, l'attaccante in formazione bianca, dunque nulla di fatto, si ripartirà con un calcio di punizione affidato al Sant'Arcangelo, pronto ad incaricarsi di questo calcio di punizione il capitano Michele Nardi. La battuta in questo istante, va a cercare Obeng sulla parte destra, non può arrivare il giocatore ghanese sul pallone, però fa cenno al compagno di aver comunque applaudito l'intenzione proprio del capitano Michele Nardi. Tanto Diavarà recupera la sfera, dà il pallone all'indietro per il numero 2 Bregliano, ancora Bregliano all'indietro per Benassi, gioca il pallone il San Marino con i propri centrali difensivi, questi invece Cammarotto, avanza Cammarotto, dà il pallone al numero 8 Cuffa, altro acquisto importante dal mercato invernale, recupera la sfera sempre Cammarotto, allarga il gioco per il numero 6 Benassi e ancora il San Marino che gestisce il pallone, lo fa con Diavarà, centrocampo per la formazione titana, lancio in avanti, va a cercare la testa di Musetti che prova a favorire l'inserimento di Sensi, qui ci mette la gamba Obeng, ottimo in fase di ripiego, poi Traoré, perfezione di disimpegno, sempre dando il pallone per Francis Obeng, centralmente giostra il pallone in Sant'Arcangelo, lo fa all'indietro con un passaggio rischioso, la formazione clementina con Giovanni Rossi, punto a spingere sulla sinistra ma il pallone si spegne in fallo laterale, dunque rimessa laterale regalata in questo caso al San Marino, si gioca di fronte a 450 spettatori di cui circa 20 provenienti dal Titano, l'invio a cercare proprio la punta Sensi, appoggia all'indietro sulla parte destra, prova a sfondare il San Marino, traversone al centro dell'area di rigore a cercare l'inserimento di Lamantia, viene fermato dalla difesa di Sant'Arcangelo e riparte con Francis Obeng, prova a salire il centrocampista ghanese, nessuno che lo contrasti, ancora Obeng, anzi si tratta di Traoré, ancora Traoré, appoggia il pallone in favore del compagno, si tratta di Falconieri, allarga il gioco a cercare Francis Obeng, a sua volta nuovamente per Traoré, siamo sulla parte destra d'attacco della formazione allenata da Gattino Cotone, ancora Traoré, viene fermato poi ottimamente dal numero 3 Cruz in fallo laterale, è pronto adesso il Sant'Arcangelo a rimettere in gioco il pallone, lo fa sempre dalla parte di destra con il numero 2 Traoré, ma si sono andati 5 minuti di gioco, 0-0 il risultato. Non ci sono state particolari emozioni in questo avvio di gara. Vediamo rimessa laterale con molta calma, sta per essere battuta dal Sant'Arcangelo. È pronto Traoré, sta per arrivare anche un secondo pallone in campo, Traoré giustamente lo allontana, è pronto proprio lui a rimettere finalmente in gioco il pallone, a cercare la punta Guidone che viene anticipato da Cruz, perfezione di disimpegno di San Marino, arriva la Mantia che cerca un colpo di tacco, viene bloccato sul nascere questa iniziativa, Bisoli che allarga il gioco, ancora il Sant'Arcangelo che va alla conclusione, gran destro di Falconieri che si alza sopra la traversa della porta difesa da Gobbo e si rimane dunque sullo 0-0, questo possiamo dire che è stata al sesto minuto la prima vera occasione da gol in questi primi 6 minuti di gioco. È pronto adesso il portiere Gobbo a effettuare il rinvio in maglia rossa, come potete vedere va al rinvio Gobbo,
lancio in avanti a cercare la mantia, disturbato anche da Obeng, filtra il pallone, poi viene smistato sulla sinistra dove non lo aggancia il numero 8 Cuffa, e dunque rimessa affidata al Sant'Arcangelo nuovamente con Traoré. Vicino a lui c'è anche Bisoli pronto a ricevere il pallone, anche Togordò che si lamenta, non viene servito, preferisce andare avanti verso Guidone che viene chiuso ottimamente da Cammarotto in fallo laterale. È pronta la rimessa dunque per il Sant'Arcangelo. Sul punto di battuta nuovamente Traoré, siamo sempre sull'asse di destra d'attacco della formazione di Agattino Cutone, lancia in avanti a cercare Guidone, viene chiuso ottimamente Sensi, mette il pallone a terra, se ne prova ad andare Sensi, allarga ottimamente la sfera per il numero 8, si tratta adesso di Cuffa, prova lui a allargare il gioco, lo fa per il numero 7 Magnanelli, a sua volta fa salire il giocatore numero 2 Bregliano, ancora Magnanelli che riceve palla, la butta in avanti, non c'è nessuno dei suoi punti a ricevere il pallone, prova a ripartire il Sant'Arcangelo, qui viene sbagliato il passaggio filtrante, lo recupera il numero 6 Benassi che giostra il pallone con molta calma verso Diavarà, allarga il gioco in favore di Cruz, questa volta siamo sulla parte sinistra d'attacco della formazione in maglia bianca del San Marino, Sensi che riceve palla, lo mette a terra il pallone, ancora Sensi, serie di finte, poi allarga per Diavarà, centrocampo San Marino, ancora Diavarà, serie di finte del giocatore in maglia bianca, poi appoggio per il numero 8 Cuffa, a sua volta questi è Cruz, ancora Diavarà, alza la sfera, va a cercare l'inserimento di Magnanelli, non può arrivare sul pallone all'esterno del San Marino, quindi nulla di fatto, si riparte adesso con il Sant'Arcangelo, Togordò, Giovanni Rossi, viene disturbato e costretto a ripiegare all'indietro il pallone per il centrale difensivo, poi arriva anche Michele Nardi, ancora il Sant'Arcangelo che giostra il pallone, lo fa con il numero 5 Capitano, lancio in avanti, questi è Guidone che gioca a spalle alla porta, ancora il Sant'Arcangelo sull'asse di sinistra, riceve il pallone Giovanni Rossi, prova a sfondare lui, ancora Giovanni Rossi, allarga poi il gioco in favore del compagno più libero, si trattava del numero 10 Argeri, ancora Rossi, lancio in avanti nuovamente a cercare l'inserimento di Argeri, questa volta lancio troppo lungo per il giocatore in maglia giallo-blu. Gobbo fa suo il pallone, dopo 8 minuti il risultato rimane fermo sullo 0-0. Benassi, Cammarotto, ancora Cammarotto, appoggia nuovamente per Benassi, giostra adesso il pallone il San Marino, in avanti a cercare l'inserimento di Lamantia, poi Musetti che allarga il gioco in favore del numero 8 Cuffa, ancora Cuffa, vicino a sé c'è Sensi, allarga il gioco per Diavarà, ancora Diavarà, giostra il pallone il San Marino, lo affida adesso al numero 2 Bregliano, in avanti per Magnanelli, va a guadagnare una rimessa laterale proprio sotto spicchio dei tifosi sammarinesi, circa 20 provenienti, giunti qui allo stadio Valentino Mazzola, provenienti dalla Repubblica di San Marino. Cammarotto, centralmente, questi è Cuffa, Diavarà, ancora Diavarà, costretto a ripiegare all'indietro, c'è Cammarotto che riceve palla, poi allarga il gioco dalla parte opposta, Sensi di prima, provava a innescare la mantia, recupera poi la sfera, sempre Cuffa, se ne va Sensi sulla parte sinistra, attraverso dal centro, attenzione, e c'è l'inserimento di Musetti, San Marino vicinissimo al gol, piattone in area di rigore, debole e centrale da parte dell'attaccante del San Marino, se fosse riuscito a dare maggiormente forza a quel pallone, probabilmente per il Sant'Arcangelo davvero sarebbe stato il gol del KO. È stato bravissimo Nardi a farsi trovare pronto, non è riuscito invece a dare maggior forza al pallone il numero 11 Musetti, prova adesso a rispondere subito il Sant'Arcangelo, lo fa con l'inserimento di Argeri, prova ad andarsene Argeri, disturbato da due avversari, ancora Argeri costretto a ripiegare sulla parte opposta dove c'è l'inserimento di Giovanni Rossi, prova ad andarsene in Sant'Arcangelo, c'è una conclusione, c'è una deviazione da parte della difesa del San Marino, qui Gobe è bravo anche ad evitare il corner e poi getta il pallone direttamente in fallo laterale per non correre rischi, e dunque anche in questo caso rimessa laterale regalata al Sant'Arcangelo. È pronto Traoré alla rimessa in gioco, aspetta il posizionamento dei compagni, dà delle indicazioni anche a Guidone che è la torre del Sant'Arcangelo, ma poi preferisce gettare il pallone tra i piedi di Argeri, va a guadagnare nuovamente una rimessa laterale. Siamo sempre sulla parte destra d'attacco della formazione clementina, è pronto Traoré in avanti, ancora Traoré, scambio con Obeng, qui Obeng pretende troppo dal compagno, pallone che finisce direttamente in fallo laterale, pronto a rimettere in gioco il numero 3 Cruz. Ricordavo all'inizio delle cronache anche l'importante prestazione del San Marino tra le mura amiche contro la capolista Ascoli, sconfitta per 3-2, ma ricordiamo anche che il San Marino
giocò bene quella partita proprio circa 6 giorni fa, giocò bene e nonostante i vantaggi 2-0 poi subì proprio la rimonta della capolista. Alla fine fu sconfitta la formazione titana per 3-2, tanto gioco fermo perché c'è a terra un giocatore del San Marino che si rialza, era il numero 9 la Mantia. È pronto Cruz a rimettere in gioco il pallone, gli va incontro Musetti, prova a fare tutto da solo il numero 11, appoggia nuovamente per il numero 3 Cruz, scaraventa il pallone in avanti, lo recupera Cuffa, prova ad andarsene Cuffa, vince il contrasto con Traoré, bello l'assist per Musetti, qui reclamava un fuorigioco il Sant'Arcangelo che non scatta e dunque rimessa laterale regalata al San Marino. È pronto Cuffa a rimettere in gioco il pallone, Diavarà ancora scambio corto con il compagno, Cuffa gli va incontro Sensi, questi invece il numero 11 Musetti, Cruz, ancora Musetti che riceve palla, entra in area di rigore Musetti e qui c'è l'ottima chiusura di Samuele Olivi in calcio d'angolo, il primo corner del match affidato al San Marino. E dunque San Marino che con le incursioni di Musetti e la Mantia mette in difficoltà la retroguardia avversaria, è pronto dalla bandierina Sensi, traverso al centro dell'area, c'è l'inserimento da parte di Diavarà, mette al centro il pallone rimane lì nell'area del Sant'Arcangelo, poi c'è una botta da fuori aria, colpo di tacco, pallone centrale, c'è Nardi che blocca la sfera, ma il Sant'Arcangelo sta rischiando molto in questo avvio di gara. Qui c'era stata poi la conclusione finale da doppia del numero 8 Cuffa, che ha spedito il pallone direttamente tra i guantoni protesi di Michele Nardi. Prova a ripartire adesso il Sant'Arcangelo sulla parte sinistra, la formazione allenata da mister Cutone. Togordò per Giovannino Rossi, lancio in avanti, ancora Togordò a centrocampo, qui scaraventa il pallone direttamente sulla schiena di Diavarà che lo recupera, lo scaraventa in avanti, però a sua volta per il Sant'Arcangelo recupera la sfera il numero 2 Traoré che poi allarga il gioco in favore del compagno Bisoli. Arzeri va alla conclusione, c'è una deviazione, vediamo Gobbo esce, fa suo il pallone e dunque dopo 12 minuti, 13esimo che scatta in questo istante, si rimane sullo 0-0, lungo lancio di Gobbo a cercare la Mantia, viene anticipato da Samuele Olivi, poi a centrocampo recupera la sfera il numero 8 Togordò e ancora il Sant'Arcangelo che gestisce il pallone con Rossi in avanti, chiude la difesa del San Marino, Musetti viene anticipato da Giovanni Rossi, colpo di testa verso Francis Obeng ostacolato a centrocampo, riesce comunque a liberarsi del pallone, ad appoggiarlo al compagno più libero, lancio di Giovanni Rossi, colpo di testa di Guidone a favorire l'inserimento del numero 11 Falconieri che viene anticipato e chiuso in fallo laterale, pronto nuovamente il Sant'Arcangelo a rimettere in gioco il pallone in avanti. Colpo di testa di Arzeri, si libera del pallone, lo affida dalla parte sinistra dal Falconieri che va al traversone al centro, esce Gobbo e fa suo il pallone, riparte il San Marino, prova a spingere con Cruz dalla parte sinistra, ancora Cruz, pallone appoggiato al più vicino numero 8 Cuffa, in avanti centralmente la Mantia che prova a giocare il pallone ma viene chiuso anche lui, il Sant'Arcangelo con Obeng prova a ripartire, prova a respirare, lo fa Obeng allargando il gioco in favore di Traoré, intanto Cutone davanti alla nostra postazione dalle prime indicazioni dei suoi fa sentire il tecnico Agattino Cutone, da quando è arrivato lui, inutile dirlo, il Sant'Arcangelo ha cambiato marcia e proprio questa sera dicevo che si poteva portare a -1 dalla salvezza diretta, in questo momento posizione sicura affidata al Forlì. Intanto prova Falconieri a domesticare questo pallone in area di rigore, non ci riesce l'attaccante del Sant'Arcangelo, protagonista a Forlì con una doppietta. Ricordavamo per l'appunto che il Sant'Arcangelo in caso di vittoria davvero potrebbe iniziare a sognare qualcosa in più, cosa che ovviamente i tifosi, vedendo soprattutto i gironi di andata, non si aspettavano. È stato importantissimo il mercato di gennaio, sono arrivati giocatori di esperienza come Togordò, passato alla Rabino Leff, poi Falconieri, come abbiamo detto prima, davvero protagonista assoluto della sfida vinta contro il Forlì. Il San Marino invece
proverà fino all'ultimo a dire la sua. C'era stata un'ottima e brillante prestazione contro il capolista Ascoli lunedì scorso, sconfitta arrivata anche immeritatamente, se così vogliamo dire, dopo i 90 minuti, 3-2 per l'Ascoli. Intanto giostra il pallone di Sant'Arcangelo, lo fa sulla parte opposta con Bisoli, perde la sfera il giocatore in maglia giallo-blu, la recupera Cuffa a centrocampo, poi allarga il gioco in favore del compagno Magnanelli, lancio in avanti a cercare Musetti che non aggancia invece Guidone per il Sant'Arcangelo. Francis Obeng viene disturbato, recuperato il pallone da Cuffa, prova a allargare per la Mantia, viene anticipato, questo invece Bisoli che alza la sfera, la giostra verso Giovanni Rossi, tanto c'è un giocatore del Sant'Arcangelo rimasto a terra, si tratta di Francis Obeng, prova a sfondare sulla parte sinistra la formazione di Agattino Cutone, se ne va ancora il giocatore Algeri, traversone al centro, non c'è nessuno dei suoi compagni pronto a ribadire verso lo specchio della porta il pallone. Era stato un bel assist al centro dell'area, peccato che nessuno dei propri compagni ha seguito l'attaccante numero 10. Intanto dall'altra parte si parlava di numero 10 Sensi a gestire il pallone, scambio corto con Cuffa, ancora Sensi per Diavarà, nuovamente Sensi che riceve il pallone all'indietro per Cruz, scambio ancora con il compagno Sensi, non ci sono spazi, attenzione, bello il lancio di Sensi, qui Olivi per non correre rischi si rifugia direttamente in calcio d'angolo, è il secondo da quando è iniziato il match a favore della formazione titana. Ricordiamo che se ne sono andati 18 minuti di gioco, 0-0 il risultato, bella partita fino a questo momento. Si gioca di fronte a circa 450 spettatori, una ventina provenienti dalla Repubblica di San Marino. Intanto viene battuto questo corner, è Senardi a pugni uniti, attenzione, c'è il tiro, c'è il gol, il San Marino in vantaggio, c'è il gol di Cruz ha portato in vantaggio il San Marino da dentro l'area di rigore, è stato libero di raccogliere il pallone, di trafiggere il portiere Nardi che nulla ha potuto, è stato anche coperto sulla traiettoria da dei compagni della difesa il portiere Michele Nardi, dunque a sorpresa il San Marino è passato in vantaggio con Cruz. Possiamo dire meritato questo vantaggio per quanto fatto vedere fino al minuto 19 del primo tempo. Era un San Marino che già da diversi minuti metteva in difficoltà, soprattutto con le serpentine ad opera del duo offensivo, la Mantia e Musetti, la retroguardia del Sant'Arcangelo. Dai ridai, come si dice a Roma, prima o poi la butti dentro, e così è stato. C'è stato il gol di Cruz e dunque il San Marino è passato in vantaggio al 19esimo del primo tempo. Intanto la formazione titana prova a giostrare il pallone, lo fa con il numero 8 Cuffa, Diavarà che gestisce nuovamente la sfera, ancora Diavarà, centrocampo, passaggio per Magnanelli che allarga il gioco in favore di Bregliano, ancora Diavarà che va a prendersi il pallone sopra la linea di centrocampo, mette in avanti la sfera a cercare Sensi che prova ad arrivare prima di Traoré, si ostacolano i due, Sensi arriva per primo sul pallone, appoggia all'indietro per Cruz, Cuffa, ancora Cruz, autore del gol, Sensi prova di prima il passaggio per il compagno ma non riesce a coordinarsi appunto per il passaggio e dunque rimessa affidata al Sant'Arcangelo. Togordò sparacchia il pallone in avanti, viene anticipato in questo caso il numero 11 Falconieri, rimessa nuovamente affidata alla formazione di Agattino Cutone, sempre sull'asse di destra, il numero 2 Traoré in avanti a cercare Falconieri, chiude la difesa del San Marino, lo fa adesso con il capitano, il numero 5 Cammaroto, con molta tranquillità va al rilancio lungo, va a cercare la testa di Lamantia che viene chiusa ottimamente da Samuele Olivi, poi Capitanio, Bisoli che va a recuperare la sfera, la dà adesso in questo momento a Giovanni Rossi, prova a spingere il Sant'Arcangelo per recuperare lo svantaggio, ancora Giovanni Rossi in avanti, alza la sfera, va a cercare l'inserimento di Algeri che mette a terra il pallone, ancora Algeri, lancio in avanti a cercare nuovamente Giovanni Rossi, traverso dal centro, ci mette la testa Cammarotto ad allontanare il pericolo, Bisoli appoggia per Giovanni Rossi, ancora Rossi prova a sfondare sulla destra, qui buono il recupero del numero 2 Bregliano che scaraventa il pallone direttamente in fallo laterale non trovando proprio il piede di Giovanni Rossi, lancio in avanti centralmente, qui fa buona guardia invece il numero 6 Benassi che spedisce il pallone direttamente in calcio d'angolo. Si tratta anche del primo corner a favore della formazione clementina, 2 ne ha battuti il San Marino contro 1 per l'appunto battuto in questo istante dal Sant'Arcangelo, e punto dalla bandierina il giocatore in maglia numero 7 Bisoli, traversone al centro direttamente sull'esterno della rete, qui nulla di fatto, si rimane sull'1-0 per la formazione titana, gol al 19esimo minuto ad opera di Cruz.
È pronto il portiere Gobbo ad effettuare questo rinvio. Con molta calma adesso il San Marino sta per effettuare questo rilancio. Eccolo qui Gobbo, lancio in avanti, colpo di testa di Magnanelli a cercare l'inserimento di Sensi, prova ad arrivare per primo sul pallone di Avarà, non ci riesce, ci arriva invece Falconieri che viene messo a terra ma lascia proseguire il direttore di gara e riparte di Avarà, ancora di Avarà, fisicamente prova ad andare via ma qui c'è il recupero di Samuele Olivi, allarga subito il gioco in favore di Dimitri Bisoli, prova a sfondare sull'asse di sinistra di Sant'Arcangelo, qui si addormenta Guidone, viene anticipato dall'ottimo Benassi e riparte adesso il San Marino con Cuffa, allarga la memoria sulla parte sinistra per il numero 10 Sensi, mette a terra il pallone, non viene fronteggiato da nessuno, ancora Sensi, libero di inventare, pallone a cercare dalla parte opposta, il numero 11 Musetti che si fa cogliere in fuorigioco e dunque nulla di fatto, calcio di punizione affidato al Sant'Arcangelo, 21 minuti, 30 secondi sul cronometro, Sant'Arcangelo 0, San Marino 1, decide fin qui, un gol siglato al 19° minuto da Cruz. Intanto giostra il pallone proprio il Sant'Arcangelo, lo fa sull'asse di sinistra con Dimitri Bisoli, va a recuperare palla. Poi c'è il velo ad opera di Falconieri, ma non è pronto Guidone a ricevere il pallone. Ci arriva Capitano dalla parte opposta che prova a favorire l'inserimento di Francis Obeng. Si lamenta il ghanese con il compagno, lancio troppo lungo e a Gattino Cutore, proprio davanti alla nostra postazione, fa segno ai suoi giocatori di rimanere calmi. Bisogna rimanere calmi in questo momento perché giustamente l'allenatore vuole maggiore attenzione dai propri giocatori. C'è ancora tempo per recuperare la gara, intanto qui va via di forza il numero 10 Sensi, prova ad andarsene, viene chiuso da due difensori di Sant'Arcangelo, poi c'è una muraglia lì davanti ma se ne libera del pallone Togordò, va a cercare l'inserimento di Guidone ma viene anticipato a sua volta dal capitano, il numero 5 Cammarotto, partita bella, piacevole fino a questo momento, colpo di testa di Samuele Olivi, pallone affidato a Traoré che senza guardare lo scaraventa direttamente nei piedi del numero 10 Sensi, fronteggiato da due giocatori, se ne libera dalla sfera nei piedi di Diavarà, pensa alla conclusione che arriva, non inquadra il bersaglio e dunque si rimane sempre sull'1-0 dopo che se ne sono andati 23 minuti di gioco. San Marino che è passato a sorpresa in vantaggio grazie al gol appunto siglato al 19° minuto da Cruz, ma c'è da dire che davvero la formazione titana aveva impensierito già in altre due occasioni la porta difesa da Michele Nardi e dunque il San Marino si trova meritatamente in vantaggio dopo 23 minuti di gioco. Vediamo Olivi, giostra il pallone per Traoré, questi è Falconieri, molto lontano dalla porta, prova a allargare il gioco per Bisoli, c'è un tiro dalla distanza che non inquadra il bersaglio ad opera del giocatore in maglia numero 7 del Sant'Arcangelo, dunque si rimane sempre sul risultato di Sant'Arcangelo 0, San Marino 1. È pronto Gobbo al rinvio. San Marino che ricordiamo che occupa l'ultimo posto in classifica. Lancio lungo di Gobbo. Qui addomestica il pallone Cuffa. Cruz lo scaraventa in avanti, lo mette a terra la Mantia che fa giocare subito Sensi, ancora Sensi a cercare Musetti, Traoré che arriva per primo sul pallone, lo affida all'indietro per il capitano Michele Nardi, alza la sfera dalla parte opposta, vediamo se Diavarà ci arriva per primo sul pallone, si era fatto scavalcare in un primo momento, poi è stato bravissimo nel recupero. Cuffa centralmente, qui lo anticipa Togordò, pallone all'indietro per Traoré, gioca il Sant'Arcangelo, il pallone lo fa con Samuele Olivi, Bisoli a dare una mano ai propri compagni della retroguardia, Giovanni Rossi, ancora Dimitri Bisoli, appoggio sempre per Giovanni Rossi, lancio in avanti, Guidone disturbato da Benassi, riesce a servire comunque Falconieri, ancora Falconieri, prova ad andarsene il numero 11 del Sant'Arcangelo, appoggia all'indietro per Dimitri Bisoli che poi allarga in favore di Francis Obeng, più libero di inventare, pallone appoggiato per Guidone, tiro cross al centro, viene fuori una traiettoria insidiosa che lambisce il palo alla destra del portiere Gobbo. Sant'Arcangelo vicinissimo al gol con questo tiro cross ad opera di Guidone, davvero sfortunato l'attaccante ex Chieti, vicinissimo al bersaglio e al pareggio dunque il Sant'Arcangelo. Quando siamo giunti al minuto 25 della prima frazione di gioco e dunque altra azione da notare, ricordiamo anche
gli angoli battuti fino a questo momento, 2 per la formazione del San Marino, 1 per il Sant'Arcangelo. Si gioca davanti a 450 spettatori, 20 i tifosi provenienti dalla Repubblica di San Marino. Tanto lancio lungo a cercare Musetti, Diavarà, appoggio centrale per il compagno Magnanelli, all'indietro per il numero 2 Bregliano, cambia gioco per Camarotto, in avanti centralmente va a favorire proprio l'inserimento del numero 11 Musetti, all'indietro per Cuffa, sale Cruz, viene servito adesso il numero 3 Cruz, traversone al centro, basso in verità, ci arriva però Samuele Olivi, Cuffa arriva prima del compagno, viene scaraventato a terra da Francis Obeng e qui c'è un calcio di punizione decretato a favore del San Marino. E dunque calcio di punizione per la formazione titana, 26 minuti, 27 secondi sul cronometro, Sant'Arcangelo 0, San Marino 1, decide fin qui una rete, si gratta al 19° minuto dall'esterno, dal terzino, numero 3 Cruz. Vediamo che è rimasto ancora a terra il numero 8 Cuff, c'è stato uno scontro duro con Francis Obeng, giocatore ghanese del Sant'Arcangelo. Intanto Michele Nardi sistema la barriera sul punto di battuta per il San Marino, c'è il numero 10 Sensi, poco più là sulla parte destra del pallone c'è posizionato anche Cruz, autore del gol che fin qui consente al San Marino di vincere per 1-0 sul campo del Sant'Arcangelo. Tutto pronto, si aspetta solo il fischio del direttore di gara che arriva in questo istante, parte Sensi direttamente nello specchio della porta, pallone che si alza e dunque nulla di fatto. È pronto Michele Nardi a rimettere in gioco il pallone, si fa vedere anche in maniera più defilata il difensore centrale Samuele Olivi, riceve proprio lui infatti il pallone, ancora Olivi all'indietro per il portiere Nardi, alza la sfera a cercare Francis Obeng, defilato sulla destra, scambio corto con Traoré. Giocano i due giocatori del Sant'Arcangelo, il pallone va incontro al ghanese anche Togordò, questi invece il numero 9 Guidone che riceve palla proprio da Francis Obeng, allarga il gioco a favore di Giovanni Rossi che aspetta la sovrapposizione del compagno, poi apre il gioco a cercare dalla parte opposta Francis Obeng, ma ottima la lettura di Cruz e riparte il San Marino in contropiede. Qui viene disturbato Sensi da Togordò, lascia proseguire il direttore di gara che alza le mani proprio davanti alla nostra postazione. Questi è invece Cruz che riceve adesso il pallone, traversone al centro, ci arriva in maniera scordinata Samuele Olivi, poi recupera la sfera Cuffa, vince un contrasto, cerca di favorire l'inserimento di Cruz che a sua volta resiste una carica e l'aiuta in un secondo momento Sensi che scodella al centro dell'area un pallone interessante per il numero 11 Musetti, ancora Musetti, spalla alla porta, alza la sfera, va a cercare dalla parte opposta il compagno d'attacco, ma c'è un fuorigioco fischiato dal direttore di gara e dunque si ripartirà con una punizione affidata al Sant'Arcangelo dopo 28 minuti e 32 secondi sul cronometro. Sant'Arcangelo 0, San Marino 1. Al 19° Cruz è andato a bersaglio per la formazione ospite. Partita molto piacevole. È un derby, Sant'Arcangelo-San Marino, le due località distano 20 km l'una dall'altra, si sono affrontati anche nei campionati minori di Serie D, in Coppa Italia e anche in Lega Pro qualche anno fa. Lancio lungo di Michele Nardi a cercare la torre Guidone, mette a terra il pallone il numero 7 Dimitri Bisoli, Giovanni Rossi, lancio centrale a cercare Argeri, apre a sua volta per Dimitri Bisoli, traversone al centro dell'area, qui Gobbo fa buona guardia, in verità si era fatto scavalcare dal pallone Cruz, era pronto Guidone a ribadirlo in rete, ma ottima l'uscita di Gobbo che fa ripartire sulla parte sinistra il centrocampista esterno Sensi, giostra il pallone centralmente per Diavarà, apertura per Cuffa, ancora Diavarà, questi invece il numero 2 Bregliano. Diavarà ha toccato tantissimi palloni in questi primi 30 minuti di gioco, ormai siamo giunti alla mezz'ora. Ancora Diavarà va a disturbare la ripartenza del Sant'Arcangelo, commette un fallo tattico e punizione dunque affidata alla formazione di Agattino Cutone che ha già battuto. Togordò riceve palla, sulla parte opposta c'è Traoré pronto a ricevere il pallone, Togordò preferisce andare per vie centrali, qui prova a inserirsi il numero 11 Falconieri che viene chiuso ottimamente dalla retroguardia titana. Gobbo viene chiamato da Cruz all'uscita, così è, poi ha subito anche una carica da Francis Obeng, anzi da Traoré, i due giocatori hanno qualcosa da dirsi, li allontana il direttore di gara Traoré, attenzione, il direttore di gara li chiama a sé tutti e due, gli va a dare nuovamente delle spiegazioni, li invita alla calma.
Traoré e Cruz stanno cercando di chiarirsi. Ecco, finalmente si danno la mano, era questo che volevamo un po' tutti. C'è stata qualche pausa, qualche esitazione, perché avevo visto un po', diciamo, la scena in cui l'arbitro ha chiamato entrambi per stringersi la mano. Inizialmente si sono un po' battibeccati e poi dopo ovviamente si sono dati la stretta di mano. Qui la Mantia viene disturbato ottimamente da Francis Obeng e subisce una carica a Guidone, calcio di punizione giusto, ha affidato la formazione del gattino Cutone. Obeng, Olivi, Capitanio, ha giocato poco quest'anno il centrale che oggi gioca titolare nel Sant'Arcangelo, pallone affidato nuovamente a Giovanni Rossi. Capitanio allarga il gioco in favore dell'altro centrale Samuele Olivi, gli va incontro Bisoli per dargli una mano, va a prendere il pallone, però è costretto a ripiegare per Samuele Olivi, non ci sono sbocchi lì davanti. Adesso Togordò si fa vedere filtrante il passaggio per il compagno più vicino, si trattava del numero 11 Falconieri che gioca molto lontano dalla porta. Questi invece Guidone che prova a mettere a terra il pallone e ci riesce, ancora Guidone, anche lui costretto a giocare a spalla alla porta. Togordò, Bisoli, arriva un tiro cross per lui da dimenticare, davvero c'è stata da posizione impossibile un tiraccio ad opera del centrocampista del Sant'Arcangelo, non ha trovato fortuna e dunque dopo 32 minuti il risultato fino a questo momento vede premiare il San Marino che conduce per 1-0, ricordiamo ha segnato al 19° minuto l'esterno numero 3 Cruz. Bella partita fino a questo momento, dicevo si tratta di un derby, le due località distano 20 km l'una dall'altra, si sono già misurati in altri campionati, in particolar modo nei campionati di Serie D ma anche di Lega Pro, soprattutto al primo anno quando il Sant'Arcangelo debuttò appunto nel calcio che conta, sia nella sfida di Coppa Italia che in campionato, dove il campionato le due gare ufficiali terminarono con il risultato a San Marino di 0-0, a Sant'Arcangelo di 1-1, invece in Coppa Italia qui allo stadio Valentino Mazzola a trionfare fu il San Marino con un gol di Lapadula. Questo per dare alcuni numeri recenti della sfida tra Sant'Arcangelo e San Marino. È tutto pronto per questo calcio di punizione. Alla battuta c'è il numero 5 capitano Cammaroto. Dicevo, per quanto riguarda il campionato è sicuramente un altro campionato, scusate la ripetizione, in virtù del mercato invernale tantissime le squadre che si sono rafforzate, basti pensare solo ai colpi centrati dalla propria Piacenza, uno su tutti Alessandro che l'anno scorso tanto bene fece nella vecchia seconda divisione che adesso non esiste più con la maglia del Real Vicenza, ma come potete vedere anche tantissimi giocatori del San Marino nonostante l'ultimo posto in classifica veramente sono giocatori validi, basti pensare a Sensi, alla Mantia, a Musetti, a Diavarà, solo per citare alcuni nomi ovviamente. Intanto riparte il Sant'Arcangelo, ritorniamo in cronaca diretta, lo fa con il numero 2 Traoré, Francis Obeng, Togordò centralmente, qui interviene ottimamente il numero 7 Magnanelli che ha subito anche un fallo dal giocatore del Sant'Arcangelo e dunque calcio di punizione affidata alla formazione di mister Tazzioli che conduce per 1-0. In avanti Olivi, ancora Olivi, in avanti per Guidone, prova a ripartire il Sant'Arcangelo, lo fa con il numero 10 Argeri, questi è Giovanni Rossi, traversone al centro, arriva il numero 5 Cammarotto a colpire, però è rimasto a terra, riparte il Sant'Arcangelo, lo fa con Guidone, mette al centro il pallone per il numero 11 Musetti che scaraventa il pallone direttamente in fallo laterale, dunque gioco fermo per permettere i soccorsi a Cammarotto. Dunque gioco fermo vediamo appunto
la ripresa del gioco. Abbiamo dato qualche numero in precedenza per quanto riguarda i corner, che sono 2 per il San Marino, 1 per il Sant'Arcangelo. Anche il numero di spettatori fermo a quota 450, 20 provenienti dalla Repubblica di San Marino. Tanto lancio in avanti, pallone a cercare l'attaccante Guidone, che viene scaraventato a terra, calcio di punizione per la formazione del Sant'Arcangelo. Già battuto questo calcio di punizione, pallone scaraventato direttamente in fallo laterale. È pronto alla battuta in avanti per il giocatore numero 9 Lamantia, prova ad andarsene, viene chiuso a sua volta in fallo laterale e dunque rimessa affidata al San Marino. È pronto alla battuta la squadra allenata da Tazzioli. Arriva ancora la formazione del Titano, prima sul pallone, prova a recuperare la sfera il giocatore Lamantia, non vi riesce, dunque calcio di punizione affidato al Sant'Arcangelo, che parte sulla destra con Francis Obeng. Ancora Obeng tiene a sé il pallone, lo affida al giocatore Traoré. Ancora Traoré, prova a sfondare contro Cruz, duello fra i due. Traoré gestisce il pallone, fronteggiato da Cruz, guadagna un calcio di punizione il giocatore in maglia numero 2. Poi attenzione, ci sono scaramucce tra i due giocatori. L'arbitro invita entrambi alla calma. Siamo posizionati in una posizione non molto comoda per riuscire a vedere numeri, soprattutto dalla formazione di casa. Il bianco con i riflettori disturba molto, quindi ci scusiamo anche con gli spettatori in ascolto. Non sono numeri leggibili con i riflettori, lo diciamo, siamo davvero in una postazione molto lontana dal terreno di gioco. Proviamo a fare del nostro meglio dunque. Questo è il numero 1 Gobbo, pronto al rinvio. Lancio in avanti a cercare proprio l'inserimento di Lamantia, qui viene chiuso ottimamente da Traoré. Francis Obeng sempre all'indietro per il compagno Traoré, lancio in avanti, ottimo Cammarotto, poi Diavarà mette il pallone a terra, questo invece Cruz che alza il pallone, va a favorire l'inserimento di Sensi, a sua volta si libera della sfera dandola a Diavarà. Diavarà gestisce la sfera, allarga a sua volta per il numero 2 Bregliano, prova a salire lui, incontro li va nuovamente Diavarà, che viene disturbato ma resiste alla carica. Ancora Diavarà, possesso palla per lui, lancio in avanti a cercare l'attaccante Lamantia, poi viene allargato il gioco in favore di Sensi. Ancora Sensi cerca di andarsene con un dribbling, viene bloccato da Traoré, poi è Cuffa a allargare il gioco per Diavarà. Dalla parte opposta c'è l'esterno, il numero 2 Bregliano, alza la sfera, va a cercare dalla parte opposta il numero 10 Sensi, la rimette a terra per il numero 8 Cuffa, e qui si era fermato al momento del passaggio il numero 9 Lamantia e poi ha lasciato passare il pallone direttamente a fondo campo l'attaccante Musetti, e dunque nulla di fatto con il Sant'Arcangelo che è già ripartito in avanti con Dimitri Bisoli che gioca il pallone per Tocordò. Ancora Dimitri Bisoli, allarga la sfera per il numero 2 Traoré, prova a salire lui Francis Obeng. Ancora Obeng in avanti, viene chiuso da Cammarotto, Obeng la recupera per i suoi. Ancora Francis Obeng disturbato da due avversari, prova ad andarsene, viene chiuso in fallo laterale, ma la rimessa secondo il direttore di gara è ad opera della formazione clementina. Lo fa adesso il giocatore Tocordò che allarga il gioco per Dimitri Bisoli. Ancora Bisoli che tiene palla, qui perde un po' di tempo, l'attimo giusto proprio l'ex centrocampista del Prato
poi Traoré, viene chiuso in fallo laterale, dunque rimessa affidata nuovamente al Sant'Arcangelo. Lo fa il giocatore Traoré in avanti a cercare Falconieri, viene anticipato anche lui, ci arriva poi il numero 8 Togordò che allarga il gioco in favore del numero 7 Bisoli, lascia sfilare il pallone per Giovanni Rossi, traversone al centro, ci arriva poi il secondo momento a colpire di testa Francis Obeng, ma allontana il pericolo il San Marino che si è salvato in qualche modo di partenza per la formazione titana. Vediamo che cerca di andarsene Musetti, viene chiuso ottimamente da Capitano in fallo laterale e dunque ripartenza bloccata per la formazione titana che conduce per 1-0 dopo 41 minuti di gioco. Lo ricordiamo ancora una volta, a decidere fin qui è il gol di Cruz siglato al minuto 19 del primo tempo. Diavarà in avanti, sbaglia l'appoggio, riparte il Sant'Arcangelo con la formazione di Casolo, prova ad andarsene, va alla conclusione il numero 9 Guidone, viene bloccato al momento della battuta, poi arriva la conclusione dalla distanza di Togordò che lambisce il palo alla destra del portiere Gobbo e dunque Sant'Arcangelo vicinissimo al pareggio quando siamo giunti al minuto 42, proprio in questo istante. Alta conclusione dalla distanza per la formazione di casa con il tiro di Togordò, davvero conclusione di poco a lato, al piede caldo. Togordò, giocatore dal passato importante, arriva da una squadra come l'Albino Leffe che ha militato per tantissime stagioni in Serie B. Intanto Sensi, se ne va il numero 10 del San Marino, allarga il gioco in favore del numero 8 Cuffa. Diavarà, Sensi allarga a sua volta per Magnanelli, lancio in avanti a cercare l'inserimento in avantia ma commesso fallo, secondo il direttore di gara ha spintonato l'avversario, dunque calcio di punizione affidato al Sant'Arcangelo. 43 sono i minuti di gioco sul cronometro. Qui si lamenta della rimessa laterale Francis Obeng, ma viene affidata al San Marino. Questi è il numero 3 Cruz, pronto a rimettere in gioco il pallone, colpo di testa ad opera di Lamantia che va a favorire Musetti. Recupera la sfera Giovanni Rossi dalla parte opposta. Ancora Rossi in avanti, va a cercare il compagno di squadra, cerca di andarsene, viene bloccato dalla retroguardia del San Marino, poi c'è un giocatore che è rimasto a terra e dunque calcio di punizione per la formazione titana. Arriva anche la prima ammonizione del match, ha ammonito Giovanni Rossi e dunque prima ammonizione del match per quanto riguarda il Sant'Arcangelo, ha ammonito il numero 3 Giovanni Rossi. Quando siamo giunti al 44esimo del primo tempo, è pronto ad incaricarsi di questo calcio di punizione il portiere numero 1 Gobbo. Va Gobbo alla battuta, lancio in avanti a cercare Magnanelli, viene anticipato il centrocampista, Diavarà recupera la sfera, allarga poi il gioco in favore di Cruz, prova a salire il giocatore dato in gol, colpo di testa Traoré dall'altra parte, poi Obeng a perfezionare il disimpegno ma recupera la sfera per il San Marino. Il giocatore numero 10 Sensi se ne va con un dribbling proprio Francis Obeng, ancora Sensi si libera del pallone, Cuffa di prima per il numero 3 Cruz, ancora Sensi servito dal compagno, questo è nuovamente Cuffa, scambio corto con Sensi, Cruz a sua volta per Diavarà, va alla conclusione Diavarà dalla distanza, Nardice e blocca il pallone, l'invio lungo di Michele Nardi a cercare la torre, viene fermato Falconieri, poi recupera la sfera sempre il Sant'Arcangelo e il San Marino, scusate, lo fa con Diavarà, allarga il gioco per Cuffa, poi Sensi sulla parte sinistra, lancio in avanti a cercare l'inserimento di Lamantia, ancora Lamantia all'indietro per il numero 8 Cuffa, Sensi prova ad andarsene, viene messo a terra da Guidone, calcio di punizione giusto affidato al San Marino.
e l'arbitro, senza concedere nemmeno un minuto di recupero, manda le due squadre negli spogliatoi. Dunque il primo tempo che si conclude con il risultato di Sant'Arcangelo 0, San Marino 1. Decide fin qui il gol siglato al 19° minuto da Cruz. Diamo anche qualche statistica: sono stati 2 gli angoli battuti in questi primi 45 minuti di gioco dal San Marino contro 1 battuto dal Sant'Arcangelo. C'è stata una sola ammonizione che riguarda un giocatore del Sant'Arcangelo, ovvero il numero 3 Giovanni Rossi. Ricordiamo che si gioca di fronte a 450 spettatori, di cui 20 provenienti dalla Repubblica di San Marino. Ricordiamo il risultato del primo tempo: Sant'Arcangelo 0, San Marino 1. 19° ha siglato il gol il numero 3 Cruz per quanto riguarda il San Marino. E per quanto riguarda la prima frazione di gioco ci fermiamo qui, ci risentiamo fra una quindicina di minuti circa. Via la regia.
Ritorniamo in diretta dallo stadio Valentino Mazzola di Sant'Arcangelo per assistere ai secondi 45 minuti di gioco tra Sant'Arcangelo e San Marino. Ricordiamo il risultato dei primi 45 minuti di gioco: il San Marino conduce per 1-0 in virtù del gol siglato al 19° minuto dal terzino numero 3 Cruz. Dunque tutto pronto per la seconda frazione di gioco, calcio d'inizio affidato al Sant'Arcangelo, che gioca adesso il primo pallone, lo fa con un rilancio lungo di Capitano a cercare in avanti i Falconieri, viene chiuso proprio l'attaccante del Sant'Arcangelo, riparte il San Marino, Sensi aggancia il pallone, va a favorire l'inserimento di Lamantia, viene disturbato dal numero 5 Capitano e dunque calcio di punizione affidato al San Marino. È pronta la formazione di Tazzioli a gestire il calcio di punizione. Sul punto di battuta vediamo il giocatore in maglia numero 5, si tratta del capitano Cammarotto, che poi lascia l'incarico a Sensi che sistema il pallone. Vicino a sé comunque rimane sempre il capitano Cammarotto. Tocco proprio il suo, Sensi scaraventa il pallone a cercare Benussi, colpo di testa per il più libero, giocatore Cuffa, che alza la mira sopra la porta difesa dal portiere Michele Nardi e dunque svanisce questa prima occasione da gol per il San Marino. Qui sbaglia l'appoggio il centrale difensivo Capitani e dunque rimessa regalata alla formazione titane. Pronto sul punto di battuta il giocatore in maglia numero 2, si tratta di Bregliano. Rimette in gioco il pallone, va a cercare il colpo di testa di Lamantia, che riesce comunque a toccare la sfera per l'inserimento di Sensi, ma libera l'area di rigore Capitani. Olivi che recupera la sfera, ancora Olivi che allarga per Giovanni Rossi, lancio in avanti a cercare Falconieri anticipato, colpo di testa di Bisoli, recupera per un istante il pallone Cuffa, poi c'è Obeng che aspetta la sovrapposizione di Traoré che arriva in questo momento, ancora Traoré, uno sguardo lì davanti, non si libera nessuno, va in questo istante al traversone, pallone che arriva dalla parte opposta dove c'è Bisoli pronto a recuperare la sfera, Giovanni Rossi la rimette al centro, viene anticipato il giocatore in maglia numero 9 del Sant'Arcangelo Guidone, riparte adesso il contropiede di San Marino ma non può arrivare sul pallone numero 7 Magnanelli e dunque rimessa affidata al Sant'Arcangelo. Questi è Giovanni Rossi. Ancora Rossi con molta calma si accinge a rimettere in gioco il pallone, gli va incontro Francis Obeng, appoggio corto nuovamente per il compagno, scambio tra i due, pallone a cercare Argeri, viene messo a terra, calcio di posizione dunque per il Sant'Arcangelo. È pronto sul punto di battuta il numero 8 Togordo, sistema ancora il centrocampista il pallone, ricordiamo ex Albino Leffe, tocca il pallone per Argeri, ancora Argeri nuovamente per Togordò, traversone al centro dell'area, esce il portiere Gobbo e fa suo il pallone quando se ne sono andati 2 minuti e 45 secondi sul cronometro. Il risultato rimane fermo sul risultato di 1-0 per il San Marino. Attenzione, lancio lungo a cercare Musetti, anticipa il giocatore numero 11 del San Marino, il portiere Michele Nardi. Questi è Diavara, lancio in avanti dalle parti di Traoré. Dicevo, risultato fermo sull'1-0 per il San Marino, gol al 19esimo siglato da Cruz. Eccolo qui il capitano Michele Nardi che appoggia il pallone corto per il numero 5 Capitanio, fa salire Dimitri Bisoli in avanti a cercare l'inserimento di Argeri, viene fronteggiato e chiuso ottimamente da Magnanelli, gli va incontro Lamantia che non riesce a smestare il pallone per il compagno ma se lo trascina direttamente in fallo laterale, rimessa già battuta da Dimitri Bisoli. Capitanio recupera la sfera, ancora Capitanio nuovamente per Dimitri Bisoli che va a prendersi il pallone nella propria metà campo, ancora Dimitri Bisoli, figlio dell'ex allenatore del Cesena Pierpaolo Bisoli, anche lui un passato da calciatore, lo ricorderete tutti nelle formazioni di Cagliari e Perugia. Intanto nuovamente Dimitri Bisoli che recupera la sfera, sale il numero 7 del Sant'Arcangelo, c'è anche Giovanni Rossi che richiede il pallone, non viene servito, permette così il recupero della formazione titana. Questi è Lamantia che prova a mettere a terra il pallone, lo recupera nuovamente Bisoli con l'aiuto di Togordo. Francis Obeng allarga il pallone in favore di Giovanni Rossi, parte di sinistra d'attacco della formazione clementina, lancia in avanti a cercare lo scambio con Guidone che avviene puntualmente, ancora Giovanni Rossi all'indietro per Togordo, prova a smistare il pallone, lo recupera adesso Magnanelli. Lamantia aiuta nuovamente il compagno Magnanelli, fronteggiato dall'avversario, ancora Magnanelli che tiene palla in avanti a cercare l'inserimento del giocatore
numero 8 Cuffa si scusa con il compagno, rimessa in questo caso regalata al Sant'Arcangelo e dunque pronto Michele Nardi al rinvio. Si trattava di Musetti, non di Cuffa. Il numero 11 Musetti dunque non è potuto arrivare sul pallone, pronto Michele Nardi a rimetterlo in gioco per Samuele Olivi. Ancora Olivi in avanti dalla parte opposta per Traoré, tiene palla il Sant'Arcangelo, la affida nuovamente all'indietro per il portiere capitano Michele Nardi, gestisce lui la sfera nella propria area di rigore, rilancio lungo a cercare dalla parte opposta Traoré che non riesce ad agganciare il pallone. Qui c'è un errore da parte di postazione da parte del capitano e portiere del Sant'Arcangelo Michele Nardi, rimessa dunque anche in questo caso regalata al San Marino. È pronto il terzino Cruz, autore del gol che fin qui consente ai titani di portare a casa la vittoria. Gol siglato al 19° minuto. Samuele Olivi, Francis Obeng, ancora Obeng, perde palla, la recupera adesso il Sant'Arcangelo, prova a ripartire la formazione allenata da mister Cutone, resiste a una carica Bisoli, smista il pallone in favore del compagno, passaggio largo per il giocatore Traoré che si porta in posizione centrale. Ancora Traoré, zampata a cercare Argeri va alla conclusione, ribatte la difesa del San Marino, si salva la formazione titana che adesso prova a colpire il contropiede, lo fa con il giocatore Cuffa, ancora Cuffa supera la linea del centrocampo, poi allarga il gioco in favore di Sensi, prova a colpire il San Marino, alza la sfera Sensi, va a cercare Cuffa che prova a domesticare il pallone, il giocatore in maglia numero 8, poi se lo trascina direttamente in fallo laterale, a fondo campo, scusate. Dunque nulla di fatto, si rimane dopo 6 minuti e 10 secondi sul cronometro sul risultato di Sant'Arcangelo 0 San Marino 1. Riparte il Sant'Arcangelo, la fa la formazione di Cutore, sbaglia l'appoggio il giocatore in maglia numero 2 Traoré, recupera la sfera adesso Cuffa che prova ad alzarla per il numero 9 Lamantia che viene anticipato a sua volta, prova a ripartire adesso la formazione di Cutone, ma sempre il San Marino che arriva per primo sul pallone, lo fa adesso con il proprio attaccante Lamantia, pallone che poi termina direttamente tra le braccia del portiere Nardi che fa subito ripartire i suoi. Bisoli, appoggio corto per Giovanni Rossi, sale la formazione di Agattino Cutone, lancia in avanti a cercare Guidone, spintonato, lascia proseguire il direttore di gara, pallone affidato adesso al numero 7 Magnanelli, pallone scaraventato direttamente in fallo laterale, con molta calma il San Marino si accinge a battere questa rimessa, ma intanto attenzione, c'è anche un cambio per la formazione del Sant'Arcangelo, sta per entrare in campo il numero 16 Berardino, uno degli ultimi arrivati in casa gialloblu, ed è il numero 10 Argeri, quindi questo è il primo cambio del match. Dunque al minuto 7 della ripresa entra il numero 16 Riccardo Berardino ed è il numero 10 Argeri. Facciamo anche una piccola correzione, in cronaca diretta ovviamente sono stati due i giocatori ammoniti del Sant'Arcangelo, oltre a Giovanni Rossi come avevamo citato nella prima frazione di gioco è stato ammonito anche Francis Obeng, dunque due gli ammoniti per quanto riguarda il Sant'Arcangelo, 0 fino a questo momento per quanto riguarda il San Marino. È pronto adesso il numero 2 Bregliano, rimessa del numero 2 a cercare il giocatore numero 10 Sensi, traversone basso, recupera Capitano che affida la sfera adesso al compagno più libero, si tratta di Dimitri Bisoli che alza la sfera, va a cercare Guidone in avanti, qui fa buona guardia il centrocampista Cuffa, bravo nell'anticipo, poi Magnanelli spintonato proprio dal neo entrato Berardino, ancora Magnanelli prova ad andarsene, guadagna solo una rimessa laterale che permette ai suoi di riorganizzare le idee e comunque di respirare. Importante dunque, come dicevo anche inizio telecronaca, il mercato fatto nella sessione invernale dal Sant'Arcangelo, tanti giocatori di qualità, uno si è già messo in mostra con la doppietta di follia, ovvero il numero 11 Falconieri, 3 punti importantissimi per la formazione di Cutone che ancora una volta quando è arrivato sulla formazione clementina ha cambiato marcia. Vittorie importanti, lo ricordiamo, anche sul campo del Pontedera. Attenzione il San Marino che si fa vedere dalle parti di Nardi, qui Traoré arriva però per primo sul pallone,
in avanti la sfera a cercare il giocatore più libero, sulla parte opposta prova a sfondare la formazione di Agattino Cutone, c'è adesso Dimitri Bisoli libero di ricevere il pallone, in avanti reclama proprio la sfera il neoentrato Berardino, fronteggiato da un avversario, ancora Berardino se ne libera, poi cercava proprio l'inserimento, un passaggio filtrante per Guidone, è stata brava la difesa del San Marino a chiudere l'iniziativa proprio del neoentrato Berardino del Sant'Arcangelo. Questi Sensi, centrocampo, Diavara, Cruz, ancora Cruz gioca il pallone adesso il San Marino nella propria metà campo, ancora Cruz lo riceve in questo istante, alza la sfera proprio a cercare l'inserimento di Lamantia, stava per passare il pallone, ottima la chiusura di Capitano e poi se ne va Musetti entra in area di gol, il tiro e Nardi è bravissimo a farsi trovare pronto sul proprio palo, a chiudere lo specchio della porta, a negare la gioia del gol al San Marino e riparte adesso la formazione clementina, lo fa nuovamente con Dimitri Bisoli, si fa vedere proprio sulla fascia il più vicino Giovanni Rossi che riceve puntualmente adesso il pallone, ancora Giovanni Rossi all'indietro per Dimitri Bisoli, c'è Obeng libero, viene servito proprio in questo istante Francis Obeng, prova a cambiare gioco, lo fa servire Togordo, avanza il centrocampista ex Albino Leff centralmente per favorire l'inserimento di Berardino, nuovamente cercava il passaggio filtrante per Guidone, viene chiuso dalla difesa del San Marino, Togordò allarga il gioco in favore di Dimitri Bisoli, ancora Bisoli fa salire Giovanni Rossi, traversone basso in area di rigore, questo è Berardino, ancora Berardino, va al centro, traversone interessantissimo da opera di Berardino, non può arrivare però Guidone sul pallone all'appuntamento con il gol, occasione che sfuma per il Sant'Arcangelo, ma sempre la squadra clementina che tiene il pallone, cercava l'inserimento di Traoré, il numero 8 Tagordò che viene messo a terra ma lascia proseguire il direttore di gara, adesso è San Marino che gestisce la sfera, lo fa con Cuffa, ancora Cuffa, prova ad andarsene con molta calma, pallone gettato in avanti, Musetti lo mette a terra, fa ripartire proprio il giocatore sulla parte sinistra d'attacco, Cuffa non può però arrivare sul pallone, dunque rimessa già battuta dal Sant'Arcangelo con Samuele Olivi, prova a impostare lui la fase di ripartenza della formazione di Agattino Cutone, qui allarga Togordò il gioco Capitano Giovanni Rossi, Berardino viene anticipato da Magnanelli, poi la mantia all'indietro per Diavara, a centrocampo fa favorire l'inserimento di Sensi, disturbato il numero 10, resiste una carica, poi viene messo a terra ma in maniera regolare, riparte adesso il Sant'Arcangelo, lo fa con Togordò, lancio in avanti, va a cercare Falconieri, disturbato e chiuso ottimamente da Cruz, tutto regolare secondo il direttore di gara e quindi gioca il pallone San Marino che poi lo getta in fallo laterale perché c'è un giocatore proprio della formazione titana che è rimasto a terra e dunque vediamo che l'arbitro anche lo invita a rialzarsi. Si riparte con Guidone che restituisce il pallone proprio alla formazione titana, si riparte dunque esattamente dalle parti del numero 1 Gobbo, rilancio lungo del portiere del San Marino a favorire proprio l'inserimento di Lamantia che prova a staccare prima di tutti in area nella metà campo avversaria, CDS però il pallone è preda dei giocatori gialloblu, questi è Capitanio, centralmente per Francis Obeng, ancora il Sant'Arcangelo che giostra il pallone, fase di possesso palla per la formazione allenata da Agattino Cutone, qui Bisoli va a prendersi il pallone nella propria metà campo, ancora Dimitri Bisoli, non ci sono molti sbocchi quindi Sant'Arcangelo è costretto spesso a ripiegare all'indietro la sfera, Giovanni Rossi in avanti a cercare proprio l'inserimento di Berardino che viene chiuso, guadagna una rimessa laterale, prova subito a far ripartire i suoi, poi affida il compito di battuta a Giovanni Rossi, Bisoli in avanti per Guidone, Berardino, ancora inserimento di Giovanni Rossi in area avversaria, traversone basso, attenzione, Sant'Arcangelo vicinissimo al pareggio, c'è stato un interessante traversone da dopo di Giovanni Rossi, dopo che era stato servito proprio da Berardino, si è salvata in qualche modo la difesa del San Marino e dunque secondo angolo anche della partita affidato alla formazione allenata da Agattino Cutone, tutto pronto per questo corner. L'arbitro ravvede intanto qualche spinta in area di rigore, corner che viene battuto in questo istante, pallone che attraversa tutta l'area di rigore, c'è anche un giocatore del Sant'Arcangelo che finisce a terra, si trattava di Obeng, dalla parte opposta recupera la formazione clementina il pallone, lo fa adesso Bisoli, lo scodella al centro dell'area di rigore, esce Gobbo e fa suo il pallone, volo plastico anche per i fotografi ad opera del portiere del San Marino che con molta calma si accinge
al rinvio. Prendono posizione i propri giocatori, i propri compagni in campo, lancio lungo a cercare l'inserimento di Sensi dalla parte opposta, lascia rimbalzare il pallone a terra Traoré, viene disturbato proprio da Sensi, ancora Traoré, lo scaraventa in avanti, in aiuto del compagno ci va Francis Obeng, eccolo qui Obeng che serve il pallone al più vicino Togordò, c'è Bisoli che lo reclama, ancora Togordò invece preferisce andare per vie centrali, questi è Falconieri, all'indietro sempre per l'ex Albino Leffe, ancora Togordò. Allarga il gioco per Berardino, ancora Berardino viene disturbato e recuperato dal giocatore numero 11 Musetti, ancora Musetti se ne libera adesso per Diawara, ma è ottimo nel recupero Togordò che resiste anche a una serie di calci, ancora Togordò di forza, prova ad andarsene, poi viene scaraventato a terra, ottimo in fase di recupero e di tenacia il giocatore ex Albino Leffe, va a guadagnarsi questo calcio di punizione interessante. Quando siamo giunti al 15° minuto della ripresa, ricordiamo ancora una volta il risultato: il San Marino sta conducendo per 1-0 qui allo stadio Valentino Mazzola di Sant'Arcangelo contro i padroni di casa, gol siglato al 19° minuto da Cruz. C'è stato anche un cambio fino a questo momento avvenuto al minuto 7 della ripresa, è entrato il numero 16 Berardino per il Sant'Arcangelo che ha preso il posto del numero 10 Argeri. Fin qui sono due gli ammoniti, tutti e due del Sant'Arcangelo, ovvero Giovanni Rossi e Francis Obeng. È pronto la battuta proprio Giovanni Rossi, traversone al centro, qui svetta di testa il giocatore, vediamo, ci è sembrato essere il numero 9 la Mantia, infatti così è, proprio la Mantia ha liberato la propria area di rigore, però rimessa battuta in questo caso dal Sant'Arcangelo con Traoré, appoggio corto per Dimitri Bisoli, si gioca sempre sulla destra, Traoré traversone basso, l'invia Diawara proprio a cercare l'inserimento di Musetti, Musetti resiste a una carica, poi lotta sull'asse di destra, il Sant'Arcangelo recupera la sfera, lo fa con Dimitri Bisoli, appoggia all'indietro per Capitano, rimane come ultimo uomo Samuele Olivi proprio davanti al portiere Michele Nardi, lancio di Capitano, qui interviene di testa Magnanelli. Ancora il Sant'Arcangelo, il bravissimo Bisoli qui a conquistarsi giustamente un calcio di punizione, è stato spintonato, quindi calcio di punizione giusto concesso dal direttore di gara. Questi invece Samuele Olivi fa ripartire subito sulla destra il giocatore Traoré, intanto sta per entrare Ciccio Ivan Graziani, attaccante dal gol facile per quanto riguarda il Sant'Arcangelo. Intanto c'è anche il primo ammonito per quanto riguarda la formazione titana. È stato ammonito il capitano Cammaroto, il numero 5. 17 minuti, 10 secondi sul cronometro e sta per essere eseguito anche il cambio che vi dicevo. Ciccio Ivan Graziani è pronto a fare il suo ingresso in campo, vediamo se prenderà il posto di Falconieri. È difficile vedere che si rinunci alla torre Guidone. Prima di azzardare dunque il cambio, Graziani potrebbe entrare al posto di Falconieri, vedremo fra qualche istante se sarà così. Prima l'arbitro decide di far battere questo calcio di punizione. Tutto pronto, fischia adesso il direttore di gara, viene battuto questo calcio di punizione, respinge la barriera del San Marino, ancora il Sant'Arcangelo, traversone al centro dell'area, lascia sfilare il pallone a fondo campo il portiere Gobbo e adesso il cambio arriva prima per quanto riguarda il San Marino, sta per entrare il numero 16 Soligo, vediamo di chi prenderà il posto e fra poco entrerà ovviamente anche Graziani come avevo detto poc'anzi. Allora iniziamo dal Sant'Arcangelo, il numero 11 Falconieri, ci avevamo visto bene, ed entra il numero 18 Graziani, siamo al minuto 18 della ripresa, dunque entra Graziani per il numero 11 Falconieri. Per quanto riguarda il San Marino, al minuto 18 sta per entrare in campo il numero 16 Soligo, vediamo di chi prenderà il posto, aspettiamo che venga alzata la lavagnetta che ci indichi chi sarà ad uscire. Esce Cuffa, dunque minuto 18 anche per il San Marino, un cambio, è il primo per quanto riguarda mister Tazzioli, entra il numero 16 Soligo ed esce il numero 8 Cuffa, con molta calma, tra i rumors anche del pubblico locale, ovviamente non potrebbe essere altrimenti.
Primo cambio dunque per il San Marino, 2 già effettuati, eseguiti dalla compagine di mister Agattino Cutone. Sono 3 gli ammoniti, 2 per il Sant'Arcangelo e 1 per il San Marino. Per il Sant'Arcangelo Giovanni Rossi e Francis Obeng, per il San Marino numero 5 Camarotto. Diavarà, lancio in avanti direttamente tra le braccia del portiere Michele Nardi. Giovanni Rossi, ancora Rossi, avanza il giocatore in maglia numero 3, alza la sfera a cercare l'inserimento di Ciccio Ivan Graziani, viene chiuso in fallo laterale, pronto ancora Graziani a rimettere in gioco il pallone, lo fa affidandolo al numero 8 Togordò. Alza la sfera proprio Togordò a cercare Graziani che non può arrivare sul pallone, prova ad arrivarci a centrocampo Obeng che viene anticipato dal numero 11 Musetti, fa ripartire subito il neo entrato Soligo dalla parte opposta. Soligo ancora che ha preso il posto di Cuffa, affida la sfera per Cruz, alza la sfera proprio in direzione di Lamantia, anticipato dall'ottima chiusura del numero 5 Capitanio. Traoré è lui che fa ripartire il Sant'Arcangelo adesso sulla parte destra, alza la sfera proprio a cercare l'inserimento di Guidone. Qui esce malissimo il portiere Grosso, si è lamentato tantissimo Agattino Cutone davanti alla propria panchina, continua a lamentarsi il tecnico del Sant'Arcangelo. Bisognerebbe rivedere appunto quello che è successo, ma qui c'è stata una grossa ingenuità da parte del portiere Grosso, è uscito direttamente sull'attaccante Guidone che era pronto per colpire il pallone di testa. Bisognerebbe vedere un attimo le immagini per capire effettivamente quanto è stato concreto il contatto, ma in diretta posso dire che c'è stata una grossa ingenuità da parte del portiere numero 1 Grosso. A mio avviso gli estremi per un calcio di rigore ci potevano essere. Si è lamentato tantissimo davanti alla nostra postazione il tecnico del Sant'Arcangelo Agattino Cutone. Adesso Guidone è rimasto anche a terra, c'era anche un altro giocatore del San Marino che era rimasto appunto a terra vicino a Guidone. Vediamo, si è rialzato, il giocatore che era a terra era il numero 3 Cruz che si è rialzato anche lui, e Guidone invece viene accompagnato dal medico sociale del Sant'Arcangelo a bordo campo. Cruz si è rialzato, anzi scusate, è il numero 2 del San Marino che invece viene accompagnato a bordo campo perché Guidone ha ripreso posto, continua a toccarsi anche Guidone la testa. Intanto c'è un altro cambio per quanto riguarda il San Marino, esce il numero 10 Sensi e sta per entrare in campo il numero 13 Paolini quando siamo giunti al minuto 22, quindi Paolini prende il posto di Sensi. Invece il giocatore che era rimasto a terra colpito la testa insieme a Guidone per quanto riguarda il San Marino era il numero 2 Bregliano che sta per rientrare in campo, va proprio a metà campo per chiedere al direttore di gara appunto di poter rientrare in campo. Attimi di panico dunque per entrambi i giocatori. Abbiamo visto anche Guidone dopo che si è rialzato toccarsi varie volte la testa, è ritornato subito comunque ad occupare la propria posizione in campo e adesso l'arbitro fa segno anche al numero 2 di Bregnano di poter rientrare in campo. Lui è rimasto leggermente qualche minuto in più a terra rispetto all'avversario e poi è stato accompagnato a bordo campo proprio dal medico del San Marino. Intanto proprio Guidone va a ricevere nuovamente palla, esce Grosso. È stato proprio uno scontro a 3 con coinvolti il portiere Gobbo, il numero 2 Bregliano e per l'appunto il numero 9 Guidone. Gobbo, Bregliano e Guidone, i loro 3 protagonisti appunto dell'episodio, poi recriminato più volte dal Sant'Arcangelo anche da mister Cutone. C'erano gli estremi per un calcio di rigore, c'è stata una grossa ingenuità da parte del portiere Gobbo, l'uscita a vuoto di pugno, è uscito direttamente sull'attaccante Guidone che è rimasto a terra, proprio subito il duro colpo del compagno. Poi Guidone a sua volta si è scontrato con il numero 2 Bregliano che per l'appunto lo marcava nell'occasione. E dunque si ritorna a giocare con il risultato fermo di 1-0 a favore del San Marino. Decide fin qui il gol siglato al 19° minuto ad opera del difensore numero 3 Cruz.
Ancora una volta un rinvio della difesa titana, qui arriva per primo sul pallone Capitano, poi c'è Francis Obeng, c'è anche Dimitri Bisoli vicino a lui, eccolo qui, Bisoli viene servito in quest'istante, scambio corto con il compagno, prova a salire Francis Obeng, supera la linea di centrocampo, il pallone affidato in questo momento a Togordò, qui si addormenta il giocatore ex Albino Leffe, la Mantia che recupera la sfera, poi allarga in maniera intelligente il pallone per Musetti, aspetta la sovrapposizione di Bagnanelli che non arriva, allora Musetti va da solo, va alla conclusione centrale, ancora Musetti, viene anticipato poi dall'ottimo recupero di Capitano, qui si è salvato il Sant'Arcangelo con la cooperazione avvenuta tra il portiere Michele Nardi e appunto il difensore centrale Capitano. Diavarà qui arriva per più sul pallone ma lo scaraventa direttamente in fallo laterale, sta per essere eseguito anche il terzo cambio a favore del Sant'Arcangelo, sta per entrare in campo il numero 15, si tratta di Garuffi, altro acquisto del mercato invernale che prende il posto di Francis Obeng, quindi Garuffo per Obeng al minuto 25 della ripresa. E dunque questi sono i giocatori entrati per quanto riguarda il Sant'Arcangelo. Giovanni Rossi ha ancora un cambio a proprio favore il San Marino, Capitano, Olivi, ancora il Sant'Arcangelo che prova a sfondare sulla destra, qui è corto il passaggio di Togordò dalla parte opposta, quindi recupera la palla il San Marino, lo fa adesso con il giocatore Cruz, lancio in avanti a cercare l'inserimento in la Mantia, qui fa buona guardia il difensore centrale Olivi, viene disturbato Berardino, allarga il gioco in favore di Guidone che mette a terra il pallone, prova a fare tutto da solo Guidone, poi se ne libera affidando la sfera dalla parte opposta dove c'è Giovanni Rossi, prova a salire lui, va al traversone nuovamente a cercare la testa di Guidone che viene anticipato, Traoré alza la sfera nuovamente, qui Guidone ci arriva, Bregliano salva tutto spazzando via il pallone direttamente in fallo laterale, ma quando il Sant'Arcangelo avanza soprattutto con le incursioni dei due esterni, ovvero dei due terzini, ovvero Giovanni Rossi e Traoré, fa male. Adesso si aspetta anche qualche invenzione dal neoentrato Ciccio Ivan Graziani. Al traversone Giovanni Rossi, al centro dell'area di rigore c'è Cruz a liberare la propria area, arriva Traoré fronteggiato dal numero 16 Soligo e anche da Cruz, si libera del pallone affidandolo al numero 9 Guidone. Questo invece è Berardino che alza nuovamente la sfera dalla parte destra dove c'è Traoré, mette nuovamente a terra il pallone, ancora Traoré, traversone basso, interviene la difesa del San Marino, spazza il pallone in avanti, la formazione titana lo fa con il numero 9 La Mantia, poi alza il pallone il neoentrato, il numero 13 Paolini, in terra di nessuno, direttamente in fallo laterale dove non può arrivare il numero 11 Musetti, e dunque rimessa già battuta dal Sant'Arcangelo, lo fa adesso con il neoentrato Garuffi, poi dà il pallone a Bisoli, Bisoli in avanti per Guidone, non perfetto nel controllo, lancio nuovamente nella metà campo del Sant'Arcangelo con Olivi che affida il pallone al numero 15 Garuffi. In avanti va a cercare Berardino che è stato messo a terra, l'arbitro lascia proseguire, questo è Giovanni Rossi che subisce anche una carica da Magnanelli, poi Garuffi non arriva sul pallone ma ci arriva Berardino fronteggiato da due avversari, ancora Berardino che resiste a una carica, Garuffi prova ad andarsene lui, c'è stata una scivolata in Magnanelli, ancora una serie di finte di Garuffi, allarga il gioco, traversone di Giovanni Rossi, questo è buono per Graziani, vicinissimo al pareggio il Sant'Arcangelo, l'avevamo detto, la pericolosità di Graziani sotto rete, e qui si è vista con il traversone perfetto di Giovanni Rossi e il colpo di testa di Graziani, angolato Madevole, potuto intervenire il portiere Gobbo, e dunque nulla di fatto, ma Sant'Arcangelo ancora una volta pericoloso, meriterebbe qualcosa di più la formazione clementina, intanto c'è un giocatore del San Marino rimasto a terra. Si lamenta il pubblico locale accusandolo di fare scena. Intanto Togordò, Bisoli, Traoré, Togordò ancora riceve palla dal compagno di squadra, Traoré, ancora Traoré, allarga poi il gioco in favore di Capitano,
Qui c'è Giovanni Rossi pronto a ricevere la sfera, eccolo qui Giovanni Rossi in avanti, c'è anche il numero 15 Garuffi a dargli una mano, si fa vedere proprio Garuffi, gli affida il pallone in questo momento Giovanni Rossi, ancora Garuffi, prova a fare tutto da solo, prova a liberarsi i due avversari, Bregliano fa buona guardia e però adesso regala il pallone a Berardino, ancora Berardino, prova anche lui la solo personale, VDS, ancora Berardino, va sul fondo, traversone al centro dell'area, è pronto il tiro di Togordò e qui Gobbo in due momenti fa suo il pallone, vicinissimo ancora una volta al pareggio il Sant'Arcangelo, ripetiamo, meriterebbe qualcosa di più la formazione allenata da mister Cutore, ci ha provato in due occasioni, più con Graziani, adesso con Togordò, in due tempi è riuscito a recuperare la sfera, tiro da fuori aria eseguito da Togordò, ovvero un bolide partito dal centrocampista del Sant'Arcangelo. Gobbo in due tempi ha trattenuto il pallone evitando appunto al Sant'Arcangelo di pervenire al pareggio, ma insiste la formazione di Agattino Cutone che ha già effettuato i 3 cambi a sua disposizione. Berardino, Graziani e Garuffi sembrano tutti e 3 entrati nel vivo del gioco. Proprio Berardino adesso smista il pallone dalle parti di Olivi che fa salire a sua volta Traoré, ancora Traoré centralmente per Togordò, sempre il Sant'Arcangelo insiste sulla zona di destra, traversone al centro, Garuti va alla conclusione, svirgola il pallone il centrocampista e poi Traoré al momento di recuperare la sfera viene colto in posizione di offside e dunque calcio di punizione affidato al San Marino. Siamo giunti al 31esimo della ripresa, il risultato fino a questo momento vede premiare la formazione ospite con il risultato di 1-0, ma sta per entrare in campo il numero 18 del San Marino, ovvero l'ex Rimini Pierluigi Baldazzi, che prenderà il posto del numero 11 Musetti. Quindi quando siamo giunti al 31esimo della ripresa entra il numero 18 Baldazzi, che tra l'altro è anche un ex del Sant'Arcangelo, che prende il posto del numero 11 Musetti. Effettuato anche l'ultimo cambio per quanto riguarda il San Marino. Poi decideremo anche i 2 giocatori migliori in campo da una parte e dall'altra. Diavarà in avanti a cercare proprio l'inserimento dell'ultimo entrato, attenzione, va alla conclusione, debole il numero 18 Baldazzi, ovviamente conclusione che non può impensierire l'attento Nardi. Qui si scontra anche con Capitano, ma riesce comunque a rimettere subito in gioco il pallone, lo fa per Giovanni Rossi, Bisoli, anzi Togordò, scusate, Giovanni Rossi, Bernardino viene messo a terra proprio sotto gli occhi del direttore di gara, quindi calcio di punizione giusto affidato al Sant'Arcangelo, lo fa adesso con già battuto il calcio di punizione, riceve il palla a Togordò. Qui Giovanni Rossi e Garuffi non si capiscono in questa fase di gioco. Va la battuta adesso il San Marino, qui invita la squadra a salire la mantia, a dar fastidio ai difensori del Sant'Arcangelo, e Olivi che gestisce il pallone lo fa affidandolo adesso al compagno Capitanio, il numero 5 Capitanio sparacchia il pallone in avanti, qui lascia sfilare il pallone in fallo laterale il numero 2 Bregliano, qualche istante fa protagonista appunto dell'episodio da Moviola per quanto riguarda il Sant'Arcangelo. In area di rigore sono scontrati lui, il portiere e il numero 9 Guidone. Dopo qualche attimo di paura sono rientrati sia Guidone che lui in campo. Intanto inizia a diluviare qui a Sant'Arcangelo, anche gli spettatori qui davanti alla nostra postazione vengono proprio a coprirsi davanti a noi. E dunque prendiamo il commento in diretta.
ancora il San Marino che gestisce il pallone con il numero 7 Magnanelli. Qui si complica la vita Magnanelli con un retropassaggio rischioso all'indietro, infatti Bregliano non può far altro che gettare il pallone in fallo laterale. Già gettato il pallone nei piedi del numero 16 Garuffi. Intanto continua il San Marino a premere, ma è colto in posizione di offside l'attaccante Lamantia, e dunque calcio di punizione affidato al Sant'Arcangelo. È pronto adesso la formazione di casa con Togordò a gestire il pallone. Passaggio per il più vicino Garuffi, ancora Togordò per il numero 3 Giovanni Rossi. Passo il pallone a cercare Bernardino, traversone al centro, qui Guidone ha provato ad anticipare l'avversario, pallone che diviene nuovamente preda dei giocatori di Agantino Cutore con Traoré che alza la sfera a cercare l'inserimento di Ciccio Ivan Graziani che va anche a terra. Non ci sono gli estremi ovviamente per un calcio di rigore. Pallone che sfila a fondo campo, è pronto il portiere Gobbo a rimetterlo in gioco. Ha tenuto molto bene il campo qui di Sant'Arcangelo. Ricordiamo che negli scorsi giorni, tra giovedì e venerdì, ha nevicato proprio in zona. Solo stasera sta piovendo, purtroppo proprio durante la fase di gioco. Continuano ad esserci proprio dei movimenti davanti alla nostra postazione. Questi è il numero 5 Capitanio per Garuffi. Recupera la sfera Togordò centralmente per Ivan Graziani, prova ad andarsene Graziani, ancora Graziani, serie di finte, poi costretto a ripiegare per il compagno Berardino. Giovanni Rossi, Diavarà, Graziani, arriva per più sul pallone, traversone basso per il numero 16 Berardino che allarga per Togordò, prova a cambiare gioco Togordò cercando l'inserimento dalla parte opposta di Traoré, ci arriva sul pallone proprio il numero 2 del Sant'Arcangelo, traversone basso, qui prova a liberarsi Bisoli, mette al centro il pallone ma è preda di Diavarà che lo scaraventa nuovamente in avanti per la Mantia che va a disturbare Olivi, poi Capitanio per non rischiare si affida al portiere Michele Nardi. Questi è invece Giovanni Rossi, pronto a ricevere palla, all'indietro per Capitanio. Lancio lungo a cercare l'attore Guidone, costretto a liberarsi anche del direttore di gara che gli era passato davanti. Togordò però recupera per lui, affida la sfera al numero 7 Bisoli, ancora Bisoli sempre per Togordò. Cerca di andarsene, fronteggiato da Diavarà, centralmente per Garuffi, viene anticipato proprio l'ex giocatore del Catania. Magnanelli all'indietro, Bregliano alza la sfera, la scaraventa in avanti, qui la Mantia lo mette a terra, pallone trattenuto proprio dal giocatore in maglia numero 9, cerca poi di smistarlo per il numero 18 Baldazzi, se ne libera malamente, poi c'è un gesto nei confronti di un giocatore da parte di Mantia, subisce anche alcuni insulti da parte del pubblico locale proprio sotto la nostra postazione. Giovanni Rossi, traversone basso, interviene Diavarà e dappertutto il centrocampista del San Marino, sicuramente il migliore in campo per quanto riguarda i primi 45 minuti di gioco. Nella ripresa è calato anche lui a livello di intensità, però chiaramente rimane per lui una grandissima partita, come quella d'altronde anche del terzino numero 3 Cruz. Proprio lui prova a impostare il gioco, pallone direttamente dalle parti di Michele Nardi. Bene anche i centrali difensivi Cammarotto e Benassi per quanto riguarda la formazione titana. Intanto c'è anche un giocatore a terra per Crampi, prova a sfondare sulla destra ancora una volta il Sant'Arcangelo, vediamo pallone affidato all'indietro, qui viene anticipato Traoré dal compagno di squadra, verso al centro a cercare Guidone, recupera la sfera Berardino che poi la alza in favore di Togordò di testa a cercare l'inserimento addirittura di Samuele Olivi nella propria area avversaria, da difensore si è spostato in avanti in posizione di attaccante, prova adesso addirittura la Mantia da posizioni possibili a far male a Nardi, ovviamente viene fuori un passaggio per il portiere numero 1 capitano del Sant'Arcangelo. Tanto si alza il tifo del pubblico locale, Berardino dalla parte opposta alza la sfera e c'è il gol del Sant'Arcangelo, e lui l'aveva chiamato a gattino Cutone, Samuele Olivi,
è saltato in cielo in area avversaria e ha trafitto il portiere Gobbo, trovando il pareggio, e dunque pareggio meritato per la formazione di casa, che nella ripresa aveva tanto pressato nell'area avversaria non trovando fortuna. Alla fine ci è voluta la testa di un difensore per trovare il pareggio. Avevamo detto una partita perfetta giocata fino a quel momento dal San Marino, ma al 39esimo ha colpito dunque il difensore Samuele Olivi, spostato proprio nell'occasione da qualche minuto in avanti dal tecnico Gattino Cutone, e alla più a fondo proprio l'ex difensore d'esperienza di Cesena, Pescara e Salernitana, solo per citare 3 squadre, ha fatto male alla retroguardia avversaria. Dunque il Sant'Arcangelo è pervenuto al pareggio, ma insiste la formazione di Gattino Cutone, lo fa con il numero 8 Togordo, pallone all'indietro per Giovanni Rossi. Questo invece il giocatore Garufi in avanti, scaraventa il pallone, Diavarà, adesso il San Marino è anche stanco, il Sant'Arcangelo continua ad attaccare e a pressare la retroguardia ospite, lo fa con Togordo. In avanti Berardino, sicuramente i 3 neoentrati del Sant'Arcangelo hanno cambiato la gara, ci sono riusciti nel migliore dei modi, con Berardino, Garufi e Graziani pronti a colpire e a far male. Olivi è pronto adesso il giocatore in maglia numero 16 Berardino a battere questo calcio di punizione. Parte Berardino, continua la pressione degli uomini di casa che adesso vogliono centrare il colpo. È pronto Michele Nardi, lancio in avanti direttamente in fallo laterale, non preciso in questo caso il portiere numero 1 e capitano del Sant'Arcangelo. In avanti Diavarà, questo invece il numero 16 Soligo, per il numero 13 Paolini, prova a sfondare sulla sinistra, viene chiuso ottimamente dalla retroguardia di casa. Adesso è Samuele Olivi che gestisce il pallone per Traoré. In avanti il pallone a cercare la testa di Graziani, che svetta prima dell'avversario anche se è molto più alto di lui. Più bravissimo in acrobazia Graziani, una delle sue caratteristiche, oltre ad essere un attaccante molto veloce. Attenzione, intanto liberissimo Dimitri Bisoli dalla parte opposta, appoggia la sfera, il tiro non va, ci ha provato Berardino a colpo sicuro a inquadrare il bersaglio, si è alzata la sfera e dunque nulla di fatto per lui. Sant'Arcangelo, che dopo aver pressato molto nella ripresa è pervenuto meritatamente al pareggio. C'è stata una prima frazione di gioco condotta dal San Marino in maniera quasi perfetta, poi nella ripresa è calata l'intensità da parte della formazione della Repubblica di San Marino, e ha permesso a Sant'Arcangelo di rientrare in partita, di farsi sotto, di creare tantissime occasioni da rete. Alla fine nella mischia si è gettato in avanti il difensore Samuele Olivi, che ha trovato il gol del pareggio. Togordo, questi invece Garufi, Giovanni Rossi per Berardino in avanti centralmente, non si capiscono i due qui. Cruz direttamente in fallo laterale, non addomestica il pallone la Mantia. San Marino stanco, qui Bregliano si aiuta anche di fisico, di forza contro Giovanni Rossi, pallone scaraventato in avanti, riparte adesso il numero 18 Baldazzi, apre il gioco in favore di Cruz, ma Traoré è nettamente in vantaggio, appoggia l'indietro per il portiere Michele Nardi, ancora Nardi, aspetta che si spostino in avanti i propri compagni di squadra, ma va a prendersi il pallone Samuele Olivi, che poi lo smista in favore di Togordo. Uno sguardo lì davanti a vedere se c'è qualcuno pronto a ricevere palla, poi è costretto a ripiegare su Bisoli che gli va incontro, poi allarga il gioco in favore di Traoré, sempre scambio tra i due. Bisoli prova ad arrivare per primo sul pallone ma fa buona guardia a Paolini, lo regala invece a Traoré. Scambio con Graziani che cercava l'intesa nuovamente con i giocatori in maglia numero 2, prova a ripartire adesso il San Marino, reclamina un fallo di mano, così è, e vediamo che c'è anche una ammonizione che avverrà nei confronti di Samuele Olivi, l'autore del gol. Vediamo che si lamenta con il direttore di gara, ma l'arbitro gli alza e gli sventola davanti il cartellino giallo. È il terzo ammonito per quanto riguarda il Sant'Arcangelo, insieme a Giovanni Rossi e Obeng per quanto riguarda il San Marino.
era stato ammonito Cammaroto. È pronto adesso a battere questo calcio di punizione il San Marino. Attenzione, in area di rigore c'è in acrobazia l'intervento di Cruz che cercava la doppietta personale, così non è. Olivi. Magnanelli, ancora Magnanelli, prova a insidiare Michele Nardi. Questo è il numero 15 Garufi, appoggio per il numero 16 Berardino, serie di finti di Berardino, va alla conclusione al giro, traversone, Guidone, questo grandissimo gol di Guidone, che fa esplodere lo stadio Valentino Mazzola. E dunque il Sant'Arcangelo ha ribaltato nell'arco di 3 minuti il risultato, addirittura è entrato in campo Agattino Cutone ad esultare con i propri ragazzi, e qui c'è stato un capolavoro da parte di Berardino. Le avevamo detto fin dai primi minuti del suo ingresso in campo che era stato uno degli elementi a recare maggior pericolosità nell'area avversaria. I propri cambi scelti da Cutone hanno dato i propri benefici, dunque il Sant'Arcangelo è riuscito a ribaltare la situazione nello spazio di 3 minuti. Davvero scelte ancora una volta azzeccate per quanto riguarda il trainer Agattino Cutone, che nell'extra time è riuscito a vedere i suoi ribaltare la situazione. Ci ha pensato prima Olivi per 3 minuti, improvvisato difensore attaccante a trovare di testa il pareggio, e poi sempre di testa Guidone, ci ha pensato lui a trovare il gol che per il momento vale i 3 punti per il Sant'Arcangelo. Davvero ancora Guidone, entra in area di rigore, serie di finte di Guidone ancora cerca l'incursione personale, arriva Graziani, gran gol di Graziani, e questo l'avevamo chiamato qualche minuto fa, l'avevamo detto, il bomber tascabile del Sant'Arcangelo Calcio nello spazio di 60 secondi. Il calcio anche questo non perdona, se ti rilassi un momento arrivano gol anche nello spazio di 60 secondi, e il Sant'Arcangelo ha interpretato nel migliore dei modi la regola fatale del calcio. Dunque nello spazio di 60 secondi il San Marino esce sconfitto dalla trasferta dello stadio Valentino Mazzola, dopo per più di un'ora aver cullato il sogno dei 3 punti. 3 punti invece d'oro per quanto riguarda la classifica del Sant'Arcangelo, di cuore, di rimonta, e soprattutto c'è stata la mano del tecnico Agattino Cutone che ha azzeccato i cambi. Soprattutto Berardino, poi l'ingresso di Graziani e Garufi hanno fatto vedere che il Sant'Arcangelo, soprattutto lì davanti, può essere pericoloso con dei centrocampisti che in fase offensiva sanno farsi valere. Le intuizioni di Berardino e soprattutto i gol di Olivi, Berardino e infine di Graziani hanno permesso al Sant'Arcangelo di centrare l'impresa. 3 gol straordinari, davvero uno più bello dell'altro. Il San Marino ha avuto la colpa di non gestire nel migliore dei modi gli ultimi 20 minuti del match, e come dicevo poc'anzi, dal possibile sogno di poter conquistare i 3 punti allo stadio Valentino Mazzola si è ritrovato sotto addirittura di 3 gol. Michele Nardi, lancio in avanti a cercare la testa di Ivan Graziani, poi arriva Berardino, sicuramente miglior prestazione intera del Sant'Arcangelo in questo campionato. Poche volte avevamo visto così pericolosa la formazione di casa, con altri avversari che sono stati protagonisti qui in terra romagnola allo stadio Valentino Mazzola. Il Sant'Arcangelo ha scelto la serata giusta nel derby contro il San Marino per poter centrare l'impresa, e adesso, perché no, sognare addirittura la salvezza senza passare attraverso i play-out. Da stasera davvero sogno sempre più concreto. Il Sant'Arcangelo si porta a -1 dal duo composto da Forlì e Savona, che in questo momento occupano l'ultima posizione, che significherebbe salvezza diretta nel campionato di Lega Pro Girone B. Il mercato invernale spesso aiuta, soprattutto quando si fanno scelte azzeccate. L'avevamo detto a inizio telecronaca che sarebbe stato un campionato
un girone di ritorno diverso dal girone di andata. Così è stato, perché come dicevo pochi istanti fa, il Sant'Arcangelo così bene in queste prime giornate di campionato non aveva mai giocato, in queste prime giornate, in questo primo scorcio di campionato non aveva mai giocato, e stasera ha scelto proprio il San Marino per interpretare nel migliore dei modi la sua più bella prestazione stagionale, più bella anche in virtù del gioco espresso e convincente. Addirittura adesso Cutone sventola davanti ai nostri occhi la maglia rossa del riscaldamento dei suoi uomini e raccoglie giustamente, aggiungiamo noi, anche l'applauso del pubblico locale che si fa sentire a gran voce, l'urlo forza Sant'Arcangelo. È stata davvero una partita bellissima fin dalle prime battute. Il San Marino ha cullato, ha sognato per più di un'ora di poter centrare l'impresa, di portare a casa l'intera posta in paio. Era passato in vantaggio grazie soprattutto a un gol messo a segno al 18° minuto del primo tempo ad opera di Cruz. Poi nella ripresa c'è stato il ribaltone, la formazione titana ha controllato il match fino agli ultimi 20 minuti di gioco. Poi c'è stata la pressione continua ad opera del Sant'Arcangelo, soprattutto in virtù dei nuovi innesti entrati nella ripresa su tutti. Berardino, prova strepitosa, poi sono entrati anche Graziani e Garuffi. Berardino ci ha messo il suo zampino nel pareggio del Sant'Arcangelo e poi ci ha messo il suo zampino anche sul cross decisivo per la testa di Guidone, e per ultimo ha segnato Graziani, altro neoentrato, il gol che valso definitivamente la vittoria in questo derby del Sant'Arcangelo per 3-1. Andiamo nell'ordine, ricordiamo anche alcuni dati. Ci sono stati ben 4 gli ammoniti, 3 del Sant'Arcangelo e 1 del San Marino. Del San Marino è stato ammonito Cammarotto, del Sant'Arcangelo Giovanni Rossi, Obeng e il numero 6 Olivi. Il Sant'Arcangelo che ha effettuato 3 cambi, sono entrati Garuffi, Berardino e Graziani, che hanno preso il posto di Falconieri, Algeri e Obeng. Per il San Marino invece sono entrati in campo Baldazzi, Soligo e Paolini, che hanno preso il posto di Musetti, Sensi e Cuffa. Ricordiamo anche i marcatori: al 18° minuto ha segnato per il San Marino Cruz. Per quanto riguarda il Sant'Arcangelo è successo tutto nei minuti finali. Al 42° c'è stato il pareggio di Olivi, al 45° c'è stato il sorpasso ottenuto da Guidone e al 46° c'è stato il gol del 3-1 definitivo ad opera di Ivan Graziani. Per quanto riguarda San Marino e Sant'Arcangelo, risultato finale: Sant'Arcangelo 3, San Marino 1. Da Daniele Emanuelli è veramente tutto. A voi tutti una più cordiale buona serata. Viene la regia.